Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua nel video del mercato che farei del Cagliari 2021-2022. Prima che il video cominci ci tengo a fare alcune specificazioni, ovvero i prezzi che ho usato per questo video sono di base presi da Transfermarkt, però mi sono preso la licenza, la possibilità di modificare sia in, sia alzando che abbassando il prezzo o di acquisto o di vendita. Quindi sappiate che di base sono presi da Transfermarkt, però come sempre ho voluto fare di testa mia, li ho usati soltanto come spunto sostanzialmente. Poi l'altra cosa che c'è secondo me da tenere conto guardando questo video è che l'intento non è quello di creare una rosa che possa portare il Cagliari in Europa. No, ho cercato di creare una rosa che secondo me possa creare una base solida per il progetto del Cagliari. Poi, ultima cosa, ma non per importanza, ci tengo a precisare che questo è un mercato che farei io. Non è detto che è il mercato che farà il Cagliari, non dico che il Cagliari debba puntare per forza su questi elementi, non dico che il Cagliari prenderà per certo questi elementi, però è un mercato che farei io e questi sono i giocatori che prenderei io se fossi stato il DS del Cagliari. È una cosa simpatica, è un video simpatico, non si tengono da conto gli ingaggi e cose simili. È un video fatto per fare, per divertirsi. Però a me piace molto e quindi ogni anno ve lo porto. Siamo a 2 minuti, voi vedete sempre sta cazzo di grafica, io direi di cominciare. Subito, portieri. Cragno, Vicario e Aresti. Allora, Aresti, ragazzi, è in scadenza. Quindi io ve lo dico, lo rinnovo, però voi nella grafica dopo non lo vedrete, vedrete solo Vicario. Cragno lo do via. Cragno lo do via per 30 milioni. Una cessione big va fatta. Ah, un'altra cosa, ho cercato di fare questo calciomercato anche tenendo conto dei profitti, quindi sarà un mercato in cui si spenderà veramente molto poco rispetto a quanto si guadagnerà. Cranio lo do via per 30 milioni, quindi la situazione dei portieri sostanzialmente vedrebbe solo Vicario, anche se vi ho detto che Aresti comunque ha rinnovato. O meglio, lo rinnovo oppure lo faccio, gli faccio scadere il contratto e poi glielo rifaccio. Sostanzialmente ci ritroveremo con Vicario e Aresti, però io promuoverei anche Ciocci dalla primavera, o come secondo o come terzo portiere tranquillamente. Quindi ci ritroveremo con Vicario come primo e poi Aresti e Ciocci a contendersi il secondo e il terzo portiere, il ruolo da secondo e terzo portiere, e avremo anche un budget in positivo di 30 milioni. Passiamo poi ai difensori centrali, dove abbiamo Valukiewicz, Carboni, Rugani, Clavan, Ceppidelli, Godin e Calabresi. Allora, io Valukiewicz ragazzi lo do via per una decina di milioni, perché penso che li possa valere tranquillamente, visto che è un ottimo prospetto. A Cagliari non ha ancora dimostrato tantissimo, però si è visto che il potenziale c'è e secondo me la cifra, specialmente visto il mercato d'oggi, è altamente giustificabile. Quindi per 10 milioni Valukiewicz va via. Carboni, ragazzi, non si scherza, Carboni rimane. Do via Rugani, anzi, non è che do via, non lo acquisto, non effettuo il diritto di riscatto e quindi ritorna alla Continassa, alla corte della Juve e di Allegri. Clavan 1 milione di euro, sinceramente io lo do via. Cepitelli 2 milioni di euro e lo do via proprio a cuor leggero. Mi tengo Godin sperando che si abbassi l'ingaggio e ragazzi, non ci crederete, ma io spendo 1 milione di euro per tenermi Calabresi, perché secondo me può dire la sua. Secondo me ne vale la pena e io questo milioncino lo spendo volentieri. Quindi alla fine dei conti ci ritroveremmo con Carboni, Godin e Calabresi, un budget di 42 milioni. Dato che a me
Non mi piace 42, famo conto paro 40 perché questi 2 milioni li vado a spendere per Mattia Bani, giocatore che quest'anno è stato in prestito al Parma dal Genoa, un giocatore che a me, specialmente a Bologna, piaceva veramente tanto perché è anche un po' un difensore goleador, molte volte ha trovato il gol, un difensore centrale che può tranquillamente dire la sua in una squadra di Serie A e che mi aiuta a sentirmi coperto qualora manchi uno dei titolari. Quindi per un costo non eccessivo andiamo a prendere secondo me un rincalzo degno di essere definito tale. Quindi la nostra difesa centrale sarà composta da Carboni, Godin, Calabresi e Bani. Ovviamente ragazzi, io sto facendo tutto questo immaginando che il Cagliari l'anno prossimo giochi col 4-3-1-2, parliamoci chiaro, perché ho preso come fil rouge quella che sarà la conferenza stampa di Capozucca e ho fatto miei quei principi, quindi un Cagliari che giochi con quel modulo a prescindere da quale sia l'allenatore, pure se è semplice. Secondo me il Cagliari l'anno prossimo giocherà con questo modulo e io quindi ho costruito la squadra attorno a questo modulo. Andiamo ai terzini sinistri, dove abbiamo Ligo Giannis, Tripaldelli e Asamoah. Ligo Giannis per 2 milioni va via, ma tranquillamente proprio. Tripaldelli io sinceramente me lo tengo, però do via Asamoah. Tanto va in scadenza, io gli ho dato anche 0 al pagellone, quindi ha poco senso che rimanga. Però solo con Tripaldelli noi non possiamo fare tanto, quindi busso alle porte dell'Empoli e che prendo con un prestito con obbligo di riscatto Parisi, 2 milioni adesso e 5 milioni l'anno prossimo, tanto è un obbligo di riscatto, in totale quindi farebbero 7 milioni per uno che secondo me è uno dei migliori prospetti italiani al momento. Per quanto riguarda la fascia sinistra, secondo me vanno più che bene. Quindi ci ritroveremmo con Parisi e Tripaldelli e un budget di 40 milioni. Passiamo ai terzini destri, dove abbiamo Zappa, Pinna e Faragò. Per Zappa ragazzi bisognerà spendere obbligatoriamente 3 milioni e mezzo per l'obbligo di riscatto, quindi noi andiamo a pagare quest'obbligo. Pinna rimane, mentre Faragò va via. Faragò per 2 milioncini può tranquillamente partire e la nostra fascia destra sarà composta dai soli Zappa e Pinna, che secondo me possono essere alternati a seconda delle caratteristiche della partita. Se serve magari un qualcuno di un po' più difensivo che può dare un po' più di copertura, magari si punta un po' su Pinna, quando invece serve una spinta molto più offensiva si punta su Zappa. Mi piace per questo, perché sono intercambiabili. Andiamo ragazzi ai centrocampisti centrali, dove abbiamo Bradaric, Caligara, Oliva, Rog, Marin, Duncan, De Iola, Nandez e Ladinetti. Bradaric per 3 milioni può tranquillamente partire, può partire proprio immediatamente. Caligara anche lui per 1 milioncino può tranquillamente andare via. Oliva a malincuore, un po' lo dico, cioè un po' lo ammetto a malincuore, ma Oliva lo do via per 3 milioni. Sinceramente non mi sento di continuare a puntare su Oliva, quindi preferirei andare per altri lidi. Rog ovviamente rimane, ma non scherziamo. Anche Marin, non scherziamo, rimane. Duncan lo cedo, o meglio, non rinnovo il prestito, quindi Duncan va via. De Iola, anche lui do via per 1 milione. Vale un po' lo stesso discorso che ho fatto anni fa per Murru. Per Murru, anche se per Murru era diverso, perché ogni anno si diceva quest'anno è l'anno di Murru, quest'anno è l'anno di Murru, Murru esploderà, e alla fine della fiera Murru non è mai esploso, nemmeno alle esperienze con la Samp e col Torino. Vale un po' lo stesso discorso per De Iola, cioè nel senso si aspetta sempre un qualcosa da questo ragazzo, ma puntualmente non fa mai quel salto, non fa mai quell'evoluzione che ti permetta di dire ok, è maturato come giocatore, ce lo possiamo tenere. Quindi io lo cederei per 1 milione, anche se un po' mi dispiacerebbe, devo essere sincero. Nandez e Latinetti ovviamente rimangono. Quindi rimarremmo con i soli Rog, Marin, Nandez e Ladinetti, e anche qui io andrei a fare soltanto
un altro acquisto, perché andremmo ad avere 1, 2, 3, 4, 5 centrocampisti per un solo posto, cioè per 3 posti. Penso che vadano bene. Bisogna avere una rosa. Bisogna, detto Capozucca, che cioè bisogna, detto Capozucca, non so cosa ho detto, ha detto Capozucca, ecco, che bisogna sfoltire la rosa, e io è quello che sto facendo. Vado a prendere, anche se ahimè so già che è praticamente destinata alla Fiorentina, se non già della Fiorentina, vado a prendermi dal Venezia Malé. Lo pago 2 milioni di euro, una cifra che spendo veramente volentierissimo per un giocatore come lui. Penso che sia anche lui un ottimo prospetto, che tra l'altro nei playoff ha risolto da solo la partita contro il Chievo Verona. Veramente giocatore fantastico. Senza scordarci però che bisogna spendere anche 10 milioni per il riscatto di Marin. Quindi andiamo a spendere anche questi 10 milioni per riscattare Marin, visto che era un obbligo. Quindi ci ritroveremmo con Rog, Marin, Nandez, Malé e Ladinetti. Passiamo sulla tre quarti, dove abbiamo Nainggolan, Marigosu e Pereiro. Che si fa? Bella domanda. Bella domanda perché... Bella domanda perché rimane invariato. Purtroppo c'è stato... Ho constatato adesso che c'è stato un errore sulla grafica. Fate conto che adesso voi vedete 29, ma dovrebbe essere 24, perché io vado a spendere 5 milioni per Nainggolan. Quindi vado dall'Inter, gli do questi 5 milioni e mi prendo il Ninja puliti. Gaston Pereiro e Maricosu assolutamente rimangono, però ragazzi, dal budget voi decurtate questi 5 milioni, quindi non 29 ma 24, ok? Ah no, sono già stati tolti, scusate. Sono già stati tolti. Non è... Ho detto bugia, perché effettivamente la grafica di prima Marin era 34, adesso sono 29. No, sono stati tolti. Ok, quindi 5 milioni per Nainggolan. Li spendo più che volentieri e ci ritroviamo con la tre quarti, con Nainggolan, Gaston Pereiro, Marigosu e un budget in attivo di 29 milioni e mezzo. Arriviamo al reparto più succoso, agli attaccanti, al reparto più bello, che mi diverto proprio a modificare. Allora, vi dico che di tutti questi che vedete ne rimane soltanto uno. Ne rimane solo uno. João Pedro, rimane soltanto lui, perché Sottil, ahimè, io faccio finire il prestito, lo terrei volentieri, ma in un 4-3-1-2 non ha, secondo me, una collocazione. Quindi, ahimè, lo cedo. Mi dispiace, cioè lo cedo, non rinnovo il prestito, non faccio il riscatto, non pago la cifra. Quindi torna alla Fiorentina. Matteo Tramoni lo giro in prestito. Joao abbiamo detto che rimane. Pavoletti, io Pavoletti lo do via per 4 milioni, lo do via. Cerri per 2 milioni, io lo do via. E Simeone per 7 milioni, io lo do via. Quindi siamo rimasti con il solo Joao Pedro. Bene o male, tutto il resto della rosa l'abbiamo ringiovanita. Adesso che facciamo? Adesso andiamo a prendere due giocatori che non sono giovani, ma che sono certo il Cagliari possa tranquillamente prendere, perché dei giocatori d'esperienza fanno sempre bene, anche se non sono nomi blasonatissimi. Tra l'altro poi si aggiungeranno anche il nome di due giovani che mi sono ricordato in seguito, tornano dal prestito, e quindi vabbè. Busso al Crotone 8 milioni e mi porto a casa Simi. Una prima punta veramente insolita, perché è veramente strana come prima punta, però tutte le volte
sia in Serie B che in Serie A in cui ha giocato, e tutte le volte è stato fondamentale, quindi lasciarselo scappare sarebbe da pazzi. Poi un'altra spesa molto più insolita e stravagante è di 500.000 euro, un attaccante che costa mezzo milione. Vado dal Pisa e mi prendo Michele Marconi. Ragazzi, io sono follemente innamorato di questo giocatore perché è polivalente in attacco, può fare tutto, segna in qualsiasi modo e ti dà degli spunti offensivi di rara proporzione, veramente. Tu con lui davanti puoi giocare in qualsiasi modo e tu hai la certezza che lui in qualsiasi modo si renderà pericoloso, e questo costa soltanto 500.000 euro, quindi secondo me un affare. Poi a questi aggiungiamoci anche il ritorno dal prestito di Despotov e il ritorno dal prestito di Gagliano. Io direi che saremmo abbastanza coperti anche in attacco, forse pure un po' troppo visto che ci sono soltanto 2 posti. E questa invece è la formazione finale. Come potete vedere, Vicario tra i pali con Aresti e Ciocci pronti a sostituirlo eventualmente. Da sinistra verso destra Parisi, Godin, Carboni, Zappa, con Tripaldelli pronto a sostituire Parisi, Bani pronto a sostituire Godin, Calabresi pronto a sostituire sia Carboni che Zappa eventualmente, perché Calabresi può fare anche il terzino sia sinistro che destro tra l'altro, e Pinna pronto a sostituire Zappa. Poi a centrocampo abbiamo Marin, Rog e Nandez, con Malé pronto a sostituire Marin e Rog messo lì al centro, però il ruolo di Rog sarebbe un po' vario perché dovrebbe fare sia l'incontrista che il centrocampista che si propone molto facendo tutte e due le fasi, visto che Rog è molto polivalente su questo ambito. Però sotto gli ho messo Landinetti che è un regista vero e proprio, e quindi lui sarebbe il sostituto visto che si spera il Cagliari abbia un regista. E poi Nandez si tiene, non scherziamo. Sulla tre quarti Nainggolan con Pereiro e Marigosu pronti a sostituirlo. Poi João Pedro a sinistra e Simi a destra, con Despotov pronto a sostituire Joao e eventualmente Marconi e Gagliano pronti a sostituire Simi. Io sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate di questo mercato che farei, se vi piace la rosa, chi avreste preso voi, e mi raccomando non vi incazzate se non ho preso quel giocatore che vi piace, o seppure la rosa che ho fatto io secondo voi non è all'altezza oppure è esagerata, perché è un qualcosa che si fa per giocare. Però credo e spero che questo arriverà a tutti, che il mercato che ho fatto io sia effettivamente un mercato che il Cagliari possa fare veramente, che sia veramente realizzabile e che sia plausibile. Io vi mando un bacio e noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video.